Come sappiamo, appunto, stanno circolando queste tre varianti principali del virus, che l'inglese, la sudafricana e la variante brasiliana. Ricordato che insomma, la preoccupazione è che queste varianti abbiano un'aumentata trasmissibilità e che ci sia appunto una possibile diminuzione dell'efficacia del vaccino e purtroppo insomma, anche nella nostra regione il report dell'11 febbraio riportava la presenza di 17 casi di variante inglese in Friuli Venezia Giulia e di pochi giorni fa anche la notizia che al Burlo è stato individuato un primo caso pediatrico di una mutazione appunto del virus. Abbiamo voluto insomma abbiamo visto anche ieri che l'assessore Rosoleng e l'assessore Riccardi hanno visitato l'area Science Park dove si trova appunto un macchinario in grado di riconoscere queste varianti e riportando anche quanto il parere del presidente Silvio Brusaferro, secondo cui appunto la variante inglese potrebbe sostituire il virus attualmente circolante in 5 o 6 settimane. Volevamo appunto avere dall'assessore il piano, insomma, quale sia il piano di monitoraggio, le modalità in cui monitoriamo le varianti nella nostra regione e anche se ci dà dei dati in ciascuna provincia. Grazie. Grazie. Prego, Assessore. Il 31 gennaio 2021 viene emanata la circolare 3787 del Ministero della Salute che, al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, riporta le indicazioni per implementare le attività di ricerca e gestione dei contatti casi Covid-19 sospetti per infezione da variante. In particolare si richiede di sottoporre a sequenziamento un campione rappresentativo della popolazione e di indirizzare lo sforzo verso situazioni in cui c'è il sospetto di una variante ad elevata trasmissibilità o che determini maggiore gravità. Si individui i vaccinati contro SARS-CoV-2 che successivamente si infettano nonostante una risposta immunitaria al vaccino. Contesti ad alto rischio quali ospedali nei quali vengono ricoverati pazienti immunocompromessi positivi a SARS-CoV-2 per lunghi periodi, casi di reinfezione, individui in arrivo da paesi con alta incidenza da varianti SARS-CoV-2, aumento di casi o cambiamento nella trasmissibilità e o virulenza in un'area, cambiamento nelle performance di strumenti diagnostici o terapie, analisi di cluster per valutare la catena di trasmissione o l'efficacia di strategie di contenimento dell'infezione. Il 7 febbraio vengono emanate 2 note della Direzione Centrale Salute per l'aggiornamento e la diffusione a livello globale delle nuove varianti, valutazione dei rischi e misure di controllo, dove si richiede ai dipartimenti di prevenzione di segnalare al laboratorio di riferimento aziendale per la conservazione e successivo invio dei campioni di laboratorio i nominativi dei casi di infezione per cui ricorrano le seguenti condizioni: i casi di reinfezione, i casi di infezione in vaccinati, i casi provenienti da paesi in circolazione di varianti note, un campione rappresentativo di cluster con andamenti atipici di trasmissibilità o virulenza. Ai direttori dei laboratori di conservare tutti i campioni con carica elevata ed inviarli 2 volte alla settimana al laboratorio di riferimento regionale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isentina, al laboratorio di virologia, igiene e sanità pubblica, presso la quale saranno analizzati con real time per il gene S e, in caso di negatività, sequenziati secondo le indicazioni della circolare 3787 del gennaio 2021. Nel frattempo, nei giorni 4 e 5 febbraio, è stata effettuata la raccolta dei campioni positivi analizzati nei laboratori di Pordenone, Trieste e Udine nell'ambito della sorveglianza della variante VOC 2020-1201 inglese, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e organizzata in tempi strettissimi. Le date del 4 e 5 febbraio sono state decise il giorno 3. Sono stati analizzati 343 campioni provenienti dai 3 laboratori hub del Friuli Venezia Giulia e da un laboratorio convenzionato per valutare la sequenzialità e l'assenza di un segnale per il gene S
al test Thermo Fisher, che è considerato un indicatore della presenza della variante. Complessivamente di questi, 17 campioni presentavano le mutazioni della variante inglese corrispondenti ad una prevalenza complessiva del 5% nella regione, prevalenza più alta nel Friuli occidentale del 9%, con valori del 5% e 4% rispettivamente nella Friuli centrale e nella Giuliana Isontina. Questa sorveglianza verrà ripetuta questa settimana con la stessa metodologia per valutare le modificazioni della prevalenza a livello regionale e nelle singole aree. Al contempo sta procedendo la sorveglianza delle altre 2 varianti di interesse per la sanità pubblica, le cosiddette africana e brasiliana, con il monitoraggio dei casi indicati dalla circolare 3787 e con un'indagine su campione casuale tra i tamponi con carica virale elevata provenienti da tutta la regione. Al momento, su 80 sequenze di campioni raccolti tra dicembre e febbraio, nessuna presentava le varianti sudafricana e brasiliana. Prego, consigliere Dalzoni. Sì. Ringrazio il Presidente, l'assessore Riccardi per la risposta puntuale e mi dichiaro soddisfatta della risposta. Grazie.